Per Guida ai Campionati siamo con Roberta Piai, finalmente Roberta sei ai nostri microfoni. Dopo un anno dopo l'operazione rientri in una partita ufficiale, la tua impressione visto anche i risultati di oggi? Sì, dopo un anno dall'uscita dai campi sportivi, perché era a marzo dell'anno scorso e ad agosto mi sono operata, è stata una grande emozione. Ero tesa nonostante l'esperienza, però ovviamente dopo un anno che non entri in una competizione e dato risultato, perché prima vincevamo 2-0 e entrare sul 2-1 comunque non è mai, e contro il Gordice è sempre una grande battaglia, quindi non è mai semplice, però è andata bene. I tuoi compagni ti hanno festeggiato ad ore qui in spogliatoio. Sì, tantissimo, sono un gruppo fenomenale. E mi hanno festeggiato, ovviamente io ero emozionata a fine partita perché ho sfogato la tensione e mi hanno festeggiato alla grande. Domenica c'è l'ultima trasferta fuori dal Veneto, poi lo scontro diretto con il Marcon. Sì, oggi il Marcon sembra che abbia perso, quindi bene, ci troviamo a 4 punti. Non dico più facile, però riusciremo a gestire magari le ultime 5 partite con più tranquillità, determinazione e un gioco che sappiamo fare. Ringraziamo Roberta. Grazie a voi, ciao! Siamo ora con Adriana De Martini. Adriana, un gran lavoro il tuo in mezzo all'attacco, tante sponde, oggi veramente bene. Sì, diciamo che oggi mi sento di aver dato il massimo, ho sbagliato alcuni appoggi così, forse un po' la stanchezza, però dai, è andata bene e abbiamo portato a casa questi 3 punti molto importanti. Non hai segnato però tanta sostanza lì davanti. Bene il primo tempo, in generale della squadra, il secondo tempo avete sofferto un po'. Sì, dobbiamo imparare a chiudere le partite, essere più cattive soprattutto davanti, e un po' in difesa, diciamo in generale, per chiudere le partite, perché anche oggi sul 2-1 un tiro o qualcosa, poi si può sempre rischiare il pareggio e non possiamo permetterci queste cose. Domenica prossima l'ultima trasferta fuori dal territorio veneto a Castelvecchio. Sì, Castelvecchio è sempre stata una trasferta tosta, sia per le condizioni del campo che abbiamo sempre trovato lì, che per la squadra molto aggressiva e dobbiamo dare il massimo perché sappiamo che è una partita molto difficile. Se vuoi dire due parole sull'allungo di oggi in campionato? Siamo felici, però non è chiuso niente, è ancora tutto aperto e Mancano 5 giornate. sì, dobbiamo essere ancora più cattive per portare a casa questo campionato. Ringraziamo Adriana. Grazie a voi, buona serata. Siamo con Mister Bernardi. Mister, hai dato un volto nuovo a questo Gordice, anche se oggi non sono arrivati 3 punti. Sì, peccato perché abbiamo regalato un tempo. Mi dispiace che domenica abbiamo fatto la sosta che ci ha staccato un po' dal ritmo che avevamo prima. Comunque sapevamo di venire qui a Vittorio Veneto a incontrare la prima della classe, che sicuramente è sempre difficile incontrare la prima della classe, anche perché noi sono 2 mesi che io sono qui a Cavarzera Gordice e ho preso in mano una squadra che era un po' rassegnata. Adesso noi dobbiamo solamente pensare di tenerci a distanza i 2 monti, perché se arriviamo a 10 punti non facciamo i play out. Sì, complimenti alle mie ragazze che hanno dato tutto quello che avevano. Mi dispiace per il primo tempo perché non ho visto il Gordice che vedevo le altre domeniche, però nel secondo tempo un po' abbiamo alzato un po' la testa e abbiamo messo con quello che avevamo un po' in difficoltà il Vittorio Veneto, che per noi era un traguardo impossibile da pensare di venire magari a mettere in difficoltà il Vittorio Veneto. Però devo solo fare i complimenti alle mie ragazze e soprattutto al Vittorio Veneto, che è una squadra attrezzata, che penso che vedendo oggi, adesso domenica giochiamo col Mestre, un'altra battaglia, sicuramente non lasceremo niente neanche al Mestre, perché il nostro campionato, come ho detto, è di tenerci a distanza i 2 monti. Speriamo bene, abbiamo lo scontro diretto con 2 monti in casa e lì dobbiamo fare la partita. Grazie mister, è stato veramente esaustivo, in bocca al lupo per il finale di stagione. Crepi e complimenti ancora a Vittorio Veneto. Siamo ora con Laura Maniezzo, Laura l'ex di turno, come si dice di solito. Un Gordice che si è impegnato, come diceva il mister prima, meno nel primo tempo, poi nel secondo siete venuti fuori bene. Sì, diciamo che il primo tempo non abbiamo giocato come sappiamo fare,
tra il fine del primo tempo e il secondo tempo il mister ci ha dato una grande svegliata e abbiamo iniziato a fare il nostro gioco e a costruire qualcosa il secondo tempo. Tutte e 11 siamo entrate in campo. Lui diceva magari la sosta ci ha un po' condizionato, secondo te? Non lo so, perché anche con l'Imolese abbiamo visto che il primo tempo hanno fatto fatica a partire, poi il secondo tempo eravamo andate alla grande, nonostante avessimo subito un gol al 93esimo. Oggi siamo partite così e può essere. Domenica andrete a affrontare il Marcon in casa vostra. Quanto sarà importante alla luce del fatto che voi dovete salvarvi? Allora per noi, che sia il Marcon, che sia qualsiasi squadra, è indifferente perché a noi servono punti per salvarci. Quindi ben venga che sia il derby perché avremo uno spirito diverso. Sappiamo che loro oggi hanno perso, quindi ce la metteranno tutta per riagganciarvi. Sappiamo molto bene della tua sportività, le tue ex compagni ti hanno accolto bene oggi. Sicuramente. Grandi abbracci, baci, in bocca al lupo e siamo avversarie in campo ma fuori siamo amiche. Grazie Laura. Grazie, ciao a tutti.